Grande affluenza di pubblico al centro commerciale I Papiri per la manifestazione organizzata da Mangiare Bene e non solo, indetta in occasione della Festa della Donna, durante la quale sono state regalate le mimose a tutte le donne presenti. Presente alla manifestazione anche il giovane chef Giuseppe Caroprese, che ha illustrato e realizzato una ricetta per la Pasqua. Oggi ho preparato delle costolette d'agnello in crosta di sesamo con delle fascette di asparagi selvatici e con la pancetta e delle quenelle di patate. Allora, le quenelle di patate per il semplice motivo perché hanno la forma ovale, ricordano tantissimo la Pasqua. L'agnello pasquale per il semplice motivo perché è una tradizione pasquale e gli asparagi per il semplice motivo perché sono di stagione che la natura ci regala oggi. I partecipanti hanno avuto la possibilità di imparare a realizzare numerosi dolci, grazie al corso gratuito di Cake Design. A illustrare al pubblico le tecniche di preparazione, le cake designer Melania Zanti e Sabina Pronio. Allora, abbiamo fatto tema la donna naturalmente, dei biscotti in pasta di zucchero, abbiamo così detto un po' come le tecniche di colorazione delle varie paste, abbiamo fatto questi biscotti con dei fiorellini, con dei fiocchetti, quindi abbiamo un po' detto come si fanno queste cose. E poi abbiamo fatto soprattutto anche i muffin, li abbiamo ricoperti, abbiamo fatto anche lì dei fiorellini e quindi insomma le signore si sono dedicate, si sono cimentate anche a fare questo tipo di lavoro. Oggi abbiamo fatto un corso gratuito di decorazione biscotti con la pasta di zucchero, un regalo che abbiamo voluto fare a tutte le donne proprio oggi che è la festa delle donne. Abbiamo decorato dei biscotti con la pasta di zucchero, abbiamo spiegato come si lavora la pasta, abbiamo realizzato questi piccoli biscotti col tema della margherita e dei fiocchi gialli, proprio a dimostrare che le donne, per dimostrare il colore del giallo delle donne che riprende la mimosa, che è il simbolo della donna. Il prossimo fine settimana realizzeremo insieme alla mia collega una torta su polistirolo, quindi dimostreremo come realizzare le torte in pasta di zucchero, mentre il prossimo weekend con la pasta di zucchero sempre decoreremo delle uova in cioccolato e faremo dei bei lavori, quindi vi aspetto numerosi e veniteci a trovare.